Iniziamo il viaggio con il terzultimo gruppo in gara. Usiamo questa parola in gara bruttissima, ma che dà l'idea di questa competizione che tra poco anche riveleremo anche i premi in palio. E appena termineremo con l'ultima proposta creeremo un momento di intrattenimento, canteremo insieme, balleremo tutti nell'attesa dei risultati. Quindi la formula è sempre quella. Ma chi c'è a questo punto? Chiamiamo subito l'applauso per il gruppo Folk San Michele di Sili. Eccoli qua. Questo comune autonomo fino al 1922, poi dal 1926 con il reso decreto diventa frazione, in questo caso fioristano. E si uno di quei paesi che viene definito paese dell'argilla, Giuliano. Sì, fino agli anni 50 e i paesi dell'argilla è anche il nome di questo documentario di Fiorenzo Serra, che restituisce proprio con quelle immagini e quelle atmosfere il valore non di una tradizione ma di un'attività economica vera e propria. C'era questa industria, soprattutto la costruzione della tegola, che serviva la Sardegna e che lì ovviamente grazie alle qualità del terreno restituivano questa forza ecoproduttiva. Ma vedete anche già l'elemento che andrà a caratterizzare il ballo su Quartu, e quindi loro otterranno il contenitore con la vernaccia sul capo. Nel disegno del ballo cercheranno di non perdere l'equilibrio, ma in armonia, di tenere vivo ovviamente questo come posso dire, equilibrio, di stare attenti a che il contenuto non si riversi e non si perda. L'abilità dei ballerini in questo caso è messa a dura prova. Giuliano Armas è già pronto con la sua fisarmonica. L'applauso per Sili, gruppo Folk San Michele.
qua un attimo, vieni. Proprio da te non me lo sarei mai aspettato, proprio da te. Un applauso per Gianni. Tu che sei proprio uno dei veterani di questo. Ed è bello perché vuol dire che è vero, perché altrimenti sì, è lui che ha creduto sempre a me, allora non ho mai creduto. Adesso vuoi tirarti tutte le colpe addosso. Mentre noi chiacchieriamo un attimo, Marco è molto gentile, ci sta dando una mano anche a liberare il palco dai vetri. Ovviamente la vernaccia è vera. Sì, certo che è vera, è anche buona, poi ti invito anche. Promesso? Perché dobbiamo rinviare a dopo quello che possiamo fare su? Sicuri che c'è vernaccia dentro, vero? No. Proviamo. L'odore è buono. Salute? Grazie, proprio un assaggio, a te niente. Intanto la foto l'abbiamo fatta con Silvio, venite qua avanti perché quasi alla fine, quindi siamo tutti molto curiosi, non solo di vedere com'è il risultato finale, ma soprattutto insomma di ballare insieme, di cantare insieme, quindi questo accadrà tra pochissimo. Adesso il sindaco di Belvivi, con noi tra poco ci raggiungerà, dovremo continuare a parlare di questo centro che produce cultura. L'altro paese che produce cultura non lontano da Belvì e Teti, che attraverso le sue bellezze archeologiche riesce davvero a mettere in scena un percorso di storia che regala suggestioni ed emozioni. Sto parlando dei villaggi di Surbale e di Abini che davvero restituiscono uno spaccato fortemente identitario. E noi da Teti accogliamo un'altra formazione di giovani che con talento e caparbietà riesce a portare avanti la cultura di questo paese. L'applauso per il gruppo Folk Teti. Eccoli qua. Teti, sul palco di Belvì, Roberto ha parlato dell'importanza di questo centro, del suo territorio, della sua storia, che ci ha restituito una voce importante per sapere un po' più di noi, del nostro passato e di come siamo stati e di dove siamo passati. A questo punto però c'è anche il presente rappresentato proprio da questa formazione accompagnata da due amici. Facciamo subito un applauso: Giampaolo Melis e Carlo Crisponi, organetto e voce, e animeranno su Ballo in Ferrere, che è un ballo che viene eseguito solo a Teti. San Sebastiano è la festa che unisce e originariamente un suonatore al centro della scena dove si sviluppava il ballo intorno e ovviamente accompagnava le danze. E il suo prodotto era quello che riusciva a guadagnarsi in base al talento, al modo in cui riusciva a creare occasione di divertimento intorno a sé e quindi per la festa in generale. Quindi quell'offerta era la misura del talento e del guadagno che il suonatore era riuscito a conquistarsi durante la serata del giovedì. E adesso gruppo Folk Teti, applauso.
questo era l'applauso per il gruppo folk Teti, come avete visto, giovani di talento che portano avanti con orgoglio quelle che sono le tradizioni del loro centro di appartenenza. Anche se Giuliano non c'è, ci approfittiamone. No, ci sono. Io volevo fare la foto senza di te, va bene, no? No, guarda, però per Teti, siccome sono in tanti, rimettiamo di nuovo le donne al centro. Ti trovo sul palco. Tutto è sotto controllo, tutto. Roberto, che cosa sta per accadere adesso? Ancora lo Iastra, protagonista su questo palcoscenico. Io direi di chiamarli subito, senza perdere altro tempo. L'applauso per Tortolì, gruppo folk Sant'Anna. Ed ovviamente tempo tutto guadagnato nell'averli già sul palco, prima di sottolineare ancora una volta, come abbiamo detto a più riprese in questo incontro, che l'Ogliastra davvero con i suoi monti, il suo verde, i suoi sapori, il suo mare, ha proprio tutto quello che un territorio può offrire, di una Sardegna che si racconta con le tradizioni ma anche con l'ospitalità. Lo diciamo perché è un bene comune di quest'isola, però ci sono dei centri come quelli dell'Ogliastra che lo hanno proprio per cultura e non solo per tradizione, questo modo di aprire le porte e di accogliere i visitatori, tant'è che Tortolì ha fatto anche del turismo una delle sue forze, uno dei suoi punti di forza. E poi ci sono le feste di Tortolì, davvero tante, quelle che si susseguono durante tutto l'anno, sono delle feste di spaccati fortemente identitari da vivere ovviamente in tutte le sue forme, quindi dall'acquisto a quelle che sono le fasi di accompagnamento degli ubrieri, tradizioni che si tengono e si conservano davvero con tanto orgoglio. Matteo Mucari accompagna sul ballo e scambio, si chiama così questo ballo di coppia, inizia lento e poi la musica accende i suoi ritmi e si evolve con un'altra dinamicità. Il gruppo folk Sant'Anna di Tortolì.
sue risorse soprattutto dal punto di vista naturalistico. E poi c'è questa apertura nel centro storico e murale di Pinuccio Sciola, e c'è una figura che dobbiamo assolutamente ricordare, perché quando si parla di Villanova Tulo si parla anche di un percorso culturale. Benvenuto Lobina, che è una voce importante, che ha saputo tracciare nei suoi scritti non solo i pensieri delle origini, quei paesaggi, quelle ambientazioni che danno valore alla nostra isola, ma più in generale davvero ha saputo valorizzare la nostra lingua e questa terra di Sardegna, che appunto attraverso i suoi scritti ha un respiro nella letteratura più recente. E poi Zupitano, questa figura, questo musicista che col suo organetto ha seminato suoni ovunque. Loro hanno raccolto ovviamente questa esperienza e hanno dato anche nome al progetto, così come con gli avvenimenti che organizzano durante l'anno continuano a seminare altri spazi di cultura. Il festival, che è diventato anche internazionale, che loro fanno alla vicina del Ferragosto, è uno di questi. Ma adesso abbiamo già Silvano Fatta in postazione, amico artista di Sardegna, che presterà i suoni a questa formazione. Satanza, ancora un bel applauso per il gruppo folk Zupitano di Villanova Tulo.
Ecco, tornate indietro due passi, le donne avanti, così facciamo una foto. È importante insomma, dire a tutti quello che succederà tra poco. Intanto un applauso per Villanova Tulo, grazie, grazie. A Silvano, rimani in postazione, Silvano, ti prego, rimani con noi, perché fra poco potresti servirci e esserci utile con i tuoi suoni che accompagnano sempre tutta la Sardegna, ma subito, prima di cantare e di ballare, vorremmo che tutti cantassimo e ballassimo insieme. Che cosa accade? Adesso ci raggiunge il sindaco di Belvire, Rinaldo Arancino, in dolce compagnia, direi una figura elegante che riporta su questo palcoscenico quelli che sono i colori della tradizione, in questo caso di Belvire, ma in una veste del tutto particolare. Una veste molto originale, soprattutto ne parleremo come lei è qua. Intanto un applauso per Rinaldo Arancino, il sindaco di Belvire, fortissimo, perché a lui diciamo grazie a tutta la comunità che ha saputo davvero accoglierci. Rinaldo, prima di darti la parola, potremmo dire che ecco, come scontato il sindaco entra con una ragazza che indossa l'abito tradizionale di Belvire. Sarebbe scontato e sarebbe bellissimo, ma c'è un motivo in più. Questo abito è realizzato con la carta pesta, perché Giovanna Pirella Schifoni è un'artista che ieri sera è stata tra i protagonisti di Moda e Musica e ha presentato una collezione
con diversi abiti, tanti, tutti realizzati con la carta dei giornali, la carta velina, la carta crespa. Lei utilizza la tecnica dell'intreccio soprattutto per altri elaborati che stasera non vediamo, ma si cimenta anche a realizzare con la carta e i costumi della Sardegna. Pian piano li sta collezionando e in occasione di autunno in Barbaggia a Belvì ha voluto realizzare l'abito di Belvì. Quindi un applauso forte a Giovanna Pirellas. Rinaldo, scusa, ma mi sembrava importante restituire a colei che meritava il suo tributo. Prego. Buonasera a tutti. Penso che la cosa più importante sia anche fare vedere che cosa ha fatto Giovanna Pirellas. Se facciamo sfilare Sofia e gli facciamo fare almeno la passerella non sarebbe mica. Sofia, con l'applauso di tutti, ecco, vieni, vai tranquilla, anche perché da lontano inganna, perché potremmo anche far finta di nulla e realizzare con la ricchezza delle idee ma con la povertà del materiale davvero un qualcosa di straordinario che davvero questa donna di Fonni riesce a mettere insieme con la sua fantasia e con la sua voglia di giocare. Vieni Sofia. Rinaldo, a te il piacere di salutare tutti. Io prima il saluto in qualche modo l'ho già fatto, ma prima di dire qualcos'altro vorrei dire un aneddoto che mi è capitato proprio su quest'abito. Giovanna Pirellas voleva fare una sorpresa, voleva prendere un abito di Belvì, farlo sfilare e farlo quasi in mio onore, però come succede molte volte si rivolge agli amici sbagliati e quindi che succede? Che la persona che ha chiesto ha chiamato a me per chiedermi come doveva essere fatto l'abito. Quindi si è bruciata la sorpresa. Immediatamente. Ecco, a parte questo che poi è diventata anche una cosa simpatica, io ieri ho detto perché dovevo in qualche modo emozionarmi, ma a parte la finzione dell'O, veramente il cuore mi ha preso tutto, perché quando ho visto l'abito, come ho visto quello di Fonni e gli altri che ha già fatto, sono rimasto stupefatto, perché una persona di questo spessore artistico vuole veramente premiata e io cercherò di far di tutto anche perché questo abito possa diventare patrimonio del comune di Belvì, perché se lo merita tutto Giovanna. Vorrei veramente ringraziare di nuovo Giovanna Pirellas. Un applauso forte a questa grande stilista. Espressi, i giurati lo sanno, proprio in nome della trasparenza assoluta. Sono loro che decidono chi vince, è un gioco, ma il gioco è molto serio e per cui bisogna farlo bene nel rispetto proprio di tutti. Grazie a voi tre. Leo Gallura. Non seguo l'inghiatura e umani tutti ambiti, se visita passettini, non scopri sempre sulla giusta di un passo dell'inchino che ci passi dalle navi, gratuiti, illuminati, le stesse tutti tutto da cominciare, l'esprimando chi si manda, i finti correttori, sono sbocciati tanti amori, le spalle fanno senza volontà, senza vissimo il punto, si ti manda a dire passi, i settori, i passi, salvi tutto sempre sotto tutti in libertà, quando a tempo di sole tu, o diritti fu cantato, la noia accompagnata.
Piera, vieni qua un secondo, vieni, perché voglio anche salutare con te Giampiera, anche le persone insomma che stanno dietro questa formazione e che curano insomma la crescita di questo racconto con molto amore. Fa davvero piacere, tanti saluti e tanti auguri a San Pantaleo, grazie a Torenietu che li ha accompagnati. Vuoi dire una cosa, Piera? No, volevo ringraziare Baby, è un posto stupendo e penso che tra tutte le corta, se non me ne vogliono gli altri, è una delle più belle. Vengo sempre molto volentieri, complimenti. Grazie davvero e grazie al Mini Folk di San Pantaleo. Allora Roberto e Rinaldo, venite qua perché proclamiamo i primi 3 classificati della categoria. Ecco, potete andare dal centro come abbiamo fatto prima, così siete più liberi e più tranquilli. Allora facciamo così, Roberto, tu direi chi è il terzo classificato, io dirò chi è il secondo e Rinaldo dovrà urlare il nome del gruppo vincitore. Allora, io lo so già, voglio solo sapere il punteggio, perché ovviamente dobbiamo anche essere... Terzo classificato della rassegna regionale del folklore a premi Sardegna Balla con 85,5 punti. Terzo posto Paolilatino, gruppo folk Proloco. Un applauso per Paolilatino, una formazione bellissima e ci fa davvero piacere insomma che ci sia stato anche questo segnale da parte della giuria. Paolilatino non vince niente, cioè, terzo posto, soddisfazione. Siamo noi come comune, pensiamo un pensiero, una pubblicazione, le caschette. Terzo posto. No, l'invito ufficiale alla prossima manifestazione. Sì, loro verranno alla prossima manifestazione, però terzo posto non hanno vinto niente, ci rimangono un po' così. Ci inventiamo una cosa e gli facciamo avere un premio, promesso? Ce ne inventiamo di sicuro. Un applauso per Paolilatino, Osvaldo. C'è il sindaco qua, era costretto davanti a tutti, vabbè. Allora, il secondo tocca a me. Allora, il secondo posto, che invece porta a casa 300 euro, 88 punti, secondo classificato il gruppo folk Ziupitano di Villanova Tulo. Applauso per il Sarcinano e per Villanova Tulo che quindi porta a casa anche questo bel riconoscimento. Adesso sono tutti gli altri che sono agitati perché vogliono sapere chi di loro è rimasto in testa alla classifica. Posso dire solo una cosa, Rinaldo, che ci sono solo 2 punti che dividono il secondo classificato dal primo e a questo punto andiamo a proclamare il vincitore di questa edizione. Il primo classificato della manifestazione è il gruppo folk. Il gruppo folk. Dobbiamo creare un po' di suspense, fanno tutti così questi 2, quindi lo faccio anch'io. Allora, il gruppo folk San Michele di Silì. Gruppo folk San Michele di Silì. E sono già pronti con i trinchi qua, Perché loro erano già pronti? Perché erano pronti per brindare con tutti, penso. Chi vi ha detto che avete vinto? Perché non lo sapevo io, chi vi ha detto che avete vinto? Volevo invitare a te. A prescindere dalla... Ma ci siete tutti o manca qualcuno? Qualcuno, Allora non lo sapevano davvero. Un applauso per il gruppo folk San Michele di Silì. Quindi voi ci avreste invitato al di là del finale. Vabbè. Allora, ovviamente prepariamo anche il suonatore di Silì che accompagnerà il ballo. Vi chiedo a questo punto cosa ballate? Che ballo fate? ballo capitanese. Un ballo campidanese, facciamo un brindisi a Silì. Grazie davvero al gruppo folk San Michele, a tutti quanti. Subito il suonatore di Silì, eccolo qua, Giuliano, va in posizione perché dobbiamo fare il ballo e chiudiamo con voi. Grazie di tutto, tanti auguri a Silì.